E volevo intanto ringraziarvi davvero per la vostra presenza e volevo ringraziare soprattutto Carlo Ratti che ci onora veramente della presenza al Parco Scientifico oggi. E non è un'iniziativa sporadica, almeno per come la vediamo noi. E, rasentando un po' la follia, ci occupiamo di una cosa della quale si parla tanto, Smart Cities, ma attorno alla quale le definizioni mai come in questo momento sono state le più diverse. Matti perché ogni prodotto, ogni casa fornitrice tende a marcare un'idea di Smart Cities. Produci fibra ottica e la fibra ottica è la Smart Cities. Produci un iPad fa Smart Cities. Fai un po' di infomobilità e l'infomobilità è la Smart Cities. Nella nostra impostazione, quindi capirete un po' di più perché un parco scientifico poi si occupa di città intelligenti, la mia idea è una visione, diciamo così, olistica. Città intelligente è una cosa che è un ambiente che mette insieme tante cose e le fa dialogare fra di loro. Persone che dialogano con persone, io uso sempre il termine dialogare, anche quando poi dedico 2 minuti al tema della governance. Il tema del dialogo è essenziale. Non esiste città intelligente senza una governance che dialoghi con altri soggetti. Cose che dialogano. Il tema di Internet degli oggetti è ciò che in una qualche maniera contraddistingue una città intelligente. Persone che parlano con oggetti. Città intelligente è tenere insieme queste tante cose. Quindi, come voi capirete bene, per me il mondo è fatto di web, reti, fibra ottica, wifi. Un'infrastrutturazione di base, condizione senza la quale non esiste città intelligente. E guardate, fare rilevazione di qualità dell'aria in remoto serve assolutamente a niente, perché a me i dati della qualità dell'aria, se sono la governance di una città, ho bisogno di averli minuto dopo minuto. Non mi serve alla sera andare a un angolo di una strada su un luogo dove c'è un orrendo container, andare a scaricare dei dati magari vecchi di 2 o 3 giorni, no. E dico, bene, così la legge è stata rispettata, no, non funziona assolutamente così. E esiste una città intelligente se le persone consapevolmente sono in grado di portare dialoghi e informazione. Questo affare dal quale io non riesco a separarmi non è un banale telefono, è uno strumento che mi consente volontariamente di offrire ad una comunità dati sulla qualità dell'aria, è in grado di gestire la quantità e qualità del rumore che c'è, ma soprattutto possiede all'interno piattaforme di social network, che sono quelle che mi consentono di dialogare con delle comunità. So che a volte faccio arrabbiare un po' di miei amici puristi che si occupano di government, e oggi tutti sono affascinati dall'open government data. Unifichiamo i formati, e già questo non è poco, trasformiamo la carta in bit e la mettiamo in rete, e già questo non è poco, e ci siamo convinti così di aver fatto l'e-government. C'è una cosa che irrompe, che è quello che io chiamo il social data. Indipendentemente da noi, la vita di una città è intessuta da migliaia, milioni di dialoghi che avvengono fra persone usando i social network, che formano idee, che formano orientamenti, che determinano l'orizzonte e il futuro delle città. Queste cose vanno assolutamente integrate. Quindi l'idea che ho io di una città intelligente, una città che è infrastrutturata di reti che ci consentono dialoghi non solo fra persone, ma anche fra oggetti e cose, è una città nella quale sempre di più, architetti, cominciamo a concepire edifici, diciamo così, non banalmente ecosostenibili, ma edifici che dialogano con persone. Posso dirvi con molta franchezza che fra un paio di mesi presenteremo il prototipo di un edificio Vega, così come concepito. È un luogo che ci consente di essere costantemente in dialogo fra persone e governance. Per me il 2.0 non è filosofia, per me il 2.0 è un modo di vivere, di operare, di stare, il trasferire una parte delle proprie attività economiche e sociali nello straordinario mondo della rete. Questo è il mondo e qui si inserisce un rapporto di collaborazione fra UAV e Vega che abbiamo sottoscritto, se non ho capito male è già passato in tutte le vostre,
già passato in tutti i miei luoghi di decisione, dove vogliamo arrivare? Ormai con alcuni di voi li conosco, cioè, mi piacerebbe, almeno questa è la mia opinione, so, con Gigi Di Princi ci siamo un po' parlati, mi piacerebbe che un po' di cose che voi studiate le industrializzassimo, diventassero cioè cose che entrano in produzione, ci aiutano a cambiare la vita delle persone, trasformano il vostro studio in reddito, in impresa. Sottotitolo di Vega Parco Scientifico e Tecnologico è Noi costruiamo imprese, perché poi questo è un pezzo della mia attività, è costruire imprese. Favorire grandi network e grandi imprese che sono insediate qui al Vega a dialogare direttamente con voi, cioè a far sì che l'attività e la ricerca che voi mettete in campo poi possa essere usata anche da grandi imprese o anche da pubbliche amministrazioni che in modo intelligente decidono di usare le attività e ciò che voi fate. So che oggi ne avete discusso, ma alcune le avevo già viste io. Questa è l'idea di fondo, quindi non un'attività che si fermerà dopo un convegno, ma in realtà diciamo così, una scelta strategica per un parco scientifico che sta pensando sempre di più di essere un luogo che trasmette o aiuta a trasmettere l'innovazione sul territorio. Quindi questo, diciamo così, è l'auspicio e diciamo così, il programma di lavoro che peraltro ci siamo dati anche nel piano triennale del Parco Scientifico e Tecnologico. Io mi fermo assolutamente qui, sono curiosissimo di sentire Carlo Ratti per poi vedere anche qualche collaborazione che a me interessa ovviamente sulle cose che facciamo all'interno del Parco Scientifico. Diciamo come una soubrette, prego s'accomodi.